Prepariamo las tomatas seccadas. I pomodori che ci servono sono quelli San Marzano, ben maturi. Dopo averli lavati accuratamente, li tagliamo in due e li poggiamo su una cassettina o sul cestino ricoperto di carta da cucina. Cominciamo a mettere il sale, il mezzo sale o può essere anche quello fino. Vi ricordo il sale deve essere generoso, li dobbiamo mettere a seccare. Li esponiamo sotto il sole tutto il giorno, avendo l'accortezza di riportarli dentro la notte. Li proteggiamo dagli insetti con una rettina. Dopo qualche giorno vediamo che i pomodori sono secchi, pronti per essere conservati nel vasetto. Li prendiamo, mettiamo in mezzo una foglia di basilico, ma voi potete decidere anche di mettere l'alloro. Io ho conosciuto sempre il basilico. Li poggiamo dentro il vaso, spingiamo bene e lo riempiamo fino all'orlo. Li utilizzeremo durante l'inverno per insaporire il brodo oppure la cacciagione. Mi raccomando, però, bisogna fare un giusto equilibrio con il sale perché sono piuttosto piccanti. Chiudiamo bene con il tappo e subito in dispensa.